le imposte che si chiamano comunali siano dei comuni e ne rispondano i comuni direttamente ai cittadini. Le imposte che sono dello Stato vanno allo Stato e ne risponde lo Stato. Disarmante nella sua semplicità, la proposta dei comuni trevigiani per l'autogestione delle tasse municipali si trasforma nel manifesto dei sindaci veneti che vogliono diventare il laboratorio nazionale di un'iniziativa che mira all'autonomia fiscale. E così, dopo quelli della Marca, i primi cittadini di Venezia, Padova, Vicenza, Belluno e Rovigo chiedono di trattenere sul territorio le imposte comunali rinunciando ai trasferimenti statali. 3 i punti cardine della proposta dei sindaci. Al primo posto l'imposizione sugli immobili, con IMU e Tasi che resterebbero al comune, poi la creazione di un fondo di perequazione su base veneta per aiutare gli enti locali della regione che si dovessero trovare in difficoltà. Infine si chiede la deroga dal patto di stabilità per gli interventi di messa in sicurezza delle scuole. Si afferma il principio sostanzialmente della responsabilità. Cosa che purtroppo noto costantemente con decreti salva di qua e salva di là, non vale per altri comuni. Ai comuni veneti dunque i soldi versati dai cittadini che li vedrebbero restituiti al territorio in termini di efficienza e servizi, con magari anche una minore imposizione fiscale, una scelta di responsabilità, quella decisa dai comuni tra i più virtuosi d'Italia, ma anche di coraggio. Oggi potremmo non scaricare più ovviamente la responsabilità sullo Stato di tutto ciò che non riusciamo a fare, che è gran parte delle cose che purtroppo non riusciamo oggi ad attuare. E in termini di gettito evidentemente vi sarebbe un beneficio perché i territori che sono virtuosi, e Belluno lo è, come la maggior parte dei comuni del Veneto, ovviamente avrebbe un beneficio che potrebbe o farci calare le tasse oppure incrementare ulteriormente e migliorare ancora i servizi a parità di tassazione. Ora la proposta dei sindaci veneti, all'appello per il momento manca solo il sindaco di Verona, Flavio Tosi, verrà portata a Roma da l'Anci Veneto.